in onda Potere al Popolo. Perché io schiaccio il bottone, siamo in diretta, ragazzi, siamo in diretta nazionale e anche in radiovisione ci potete vedere. Bestia, che figura! Siamo grandi e saremo molti, e qui siamo vari, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Dai, siate felici che nasce l'alleanza PD e 5 Stelle a Torino, dai! Tutti contro i fascisti, siamo antifascisti, tutti contro il libro di Matteo Salvini, che in questo momento è il più venduto dalla Feltrinelli. Siamo grandi e saremo in molti, e qui siamo vari, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Ma con chi ce l'hanno questi? Con chi ce l'hanno? Con Salvini? Carnelli? No. Con chi ce l'hanno? Con Virginia Raggi. Ma no, ma dai! Sono arrabbiati con la Raggi perché lei è ancora lì che difende, ma è giusto, hanno diritto, ragazzi, hanno diritto. Se si sono messi in graduatoria per la casa popolare, hanno diritto alla casa popolare. Però, facciamo un po' di silenzio, basta con questi schiamazzi, però scusate, più che una casa, questi avrebbero bisogno di un castello, perché sono in 14 rom, cioè 2 adulti e 12 bambini rom. Io penso ai miei figli che hanno 8 anni, che sono dei piccoli terroristi, ne ho 2 e dico, cazzolina ragazzi, non è pensa averne 12 e in più sono pure rom, con tutto il rispetto, sono rom chiaramente che non rubano, che non fanno niente di che, perché chi ha detto che il rom ruba? Nessuno, semplicemente hanno questo modo di vivere magari un po' avventuroso, ecco, 12 bambini che girano per il pianerottolo, mi viene da piangere, 12 bambini rom sul pianerottolo, ragazzi. E io che ero da solo, figlio unico, ma mi ricordo, siccome la mia vicina aveva il duplex, e sapete cos'è il duplex voi giovani, no? Ma dovete studiare un po', praticamente è una linea telefonica che dividi tra 2 famiglie che non si conoscono quasi, e mi fregava sempre la linea, la mia sciura del piano di sotto. Io dovevo telefonare ai miei amici, avevo 8, 10, 12 anni. Allora cosa ho fatto? Ho preso un altoparlante, tipo quello che c'ho dietro, che abbiamo un gruppo che tra poco suona, un altoparlante altissimo, l'ho collegato a un registratore dove avevo registrato la mia voce che diceva: signora basta, quando è che mette giù il telefono? Praticamente io l'ho messo fuori dalla porta sullo zerbino di casa, ho acceso e sono scappato, no? Ancora, se vai a Monza in via Venezia Tridentina 2 si ricordano di questo episodio, i più antichi, ma è bello così, ragazzi, bisogna fare qualche stupidata. Il problema, vabbè, siamo prevenuti e pensiamo a questi 12 bambini rom che sono simpaticissimi certamente, però intanto il Papa li ha ricevuti, e siccome
12, 14 rom non bastavano, ne ha chiamati altri, gli amici degli amici, rom, sinti, camminanti, tutti dal Papa, e vai, perché i musulmani non bastavano, lavargli i piedini ai musulmani, no, troppo poco, il Papa riceve 500 rom e sinti in Vaticano, cittadino di seconda classe e chi scarta gli altri, ciapala lì, e c'ha ragione, non bisogna scartare gli altri. Chiaro che se poi c'è Saviano che scrive da Salvini parole ambigue, poi botte e risposta con la polizia sui telefonini sequestrati, cioè Saviano si è arrabbiato perché mentre erano lì a far casino con la Raggi, e sai che c'erano quelli dei centri sociali da una parte e quelli di Casa Pound dall'altra, che poi sono comunque centri sociali anche loro, e giustamente c'era casino, la polizia ha cominciato a sequestrare i telefonini. Ma perché sequestrate i telefonini a questi poveri ragazzini? Non fatelo, Oh, Saviano si è incazzato come una biscia perché non si può sequestrare i telefonini, e la polizia gli ha risposto che insomma se fai dei reati la prima cosa che ti controllano è proprio il telefonino. Chiusa la parentesi, ma apriamo subito le linee allo 0266203529 con il buon pomeriggio da Sammy Varin. L'avete capito, questa è Potere al Popolo, ma di fianco a me cerca di nascondersi perché dice oh madonna signor che lì ogni volta che vengo qua le Semper Pec, è un grande che ci ha insegnato a essere giornalisti, non tutti hanno imparato bene, ecco, io sono stato un po' un allievo particolare, ha appena pubblicato l'ultimo libro, perché lui è un appassionato del genere, di sport in generale. Chi legge e ha letto i quotidiani non può non averlo sentito nominare, il grande giornalista Gabriele Moroni. Ciao Gabriele! Ciao Sammy, buongiorno. Mi nascondevo per non abbassare il livello d'ascolto della tua trasmissione. Ti mancano gli occhiali verdi come li posseggo io in questo momento, e quindi capisco. Grazie per l'invito, come sempre. Ma che è un onore, ragazzi. Tra poco parleremo del suo libro, l'ultimo libro che ha scritto, l'ha scritto idealmente con il grandissimo Fausto Coppi, perché ha riunito tutti gli scritti del passato di Fausto Coppi, quello che andava in bicicletta, non ho tradito nessuno, aspetta che ve lo faccio vedere meglio, guarda apposta, guarda qua, vedi che invenzione, non ho tradito nessuno, autobiografia del campionissimo attraverso i suoi scritti, a cura di Gabriele Moroni. Io ho cominciato a leggerlo, poi i miei figli Elia e Tabata mi sono saltati addosso per fare la lotta e non sono riuscito a terminarlo, ma vi assicuro è una figata. Tra poco ve ne parlo, ma prima certamente voglio sentire le vostre voci allo 0266203529 e dietro di me, perché io non invito la gente a caso, invito sempre persone particolari che hanno fatto o faranno qualcosa di particolare. Dietro di me c'è un gruppo di musica sperimentale con Fedele Stucchi. Ciao Fedele, dove l'è Fedele? Ciao. Ciao, con te Fedele c'è, come si chiama quell'alter? Pier Lego. Pier Lego, giusto? Giusto. Giusto, allora fate musica sperimentale e infatti ho paura qua che esploda tutto quanto, perché anch'io facevo gli esperimenti con il piccolo chimico, c'è ancora la macchia sul tetto di casa. Che tipologia di musica fanno questi? In duo quest'oggi, perché tutti non ci stavano, era un casino. Il vostro duo l'avete chiamato Arduo, è giusto? Sì, Arduo. Non Arduo, Arduo. Arduo, non mi sto sbagliando. Adesso ci fanno un intro, perché almeno vi rendete conto di cosa significa fare musica sperimentale nella trasmissione di Sammy Varin, ragazzi. È una cosa che non capita facilmente. Siete pronti? Sì. Vado, signore e signori, dal vivo, perché è sempre meglio dal vivo che dal morto, il gruppo di musica sperimentale Arduo.
Signori, sono gli Arduo! Bravi, bravi, bravi! Ma non è scoppiato niente, io pensavo esplodesse l'amplificatore, non so. Niente, non è esploso niente. Arduo. Avete capito che tipo di musica fanno? Io no, diciamo che c'è un qualcosa, un mix di jazz che è irresistibile. Cos'altro c'è nella vostra musica? Chi mi risponde subito così al volo? Dai, Pier, dai. Ci sono tutte le influenze musicali, dall'Africa al nord Europa, che adesso va tanto con l'improvvisazione, ci piace sperimentare un po' a 360 gradi. Ecco. Cioè, ragazzi, questi hanno messo dentro l'Africa e il nord Europa. Cioè, capite che è una roba, c'è dentro anche politicamente corretto, of course. È per quello che li ho invitati qui a RPL, perché potrebbero rappresentare la sintesi del prossimo governo. Che ne sapete? Che ne sapete voi che cosa accadrà dopo il 26 di questo mese? Io lo so che cosa accadrà, ma non posso dirlo, però tra poco parliamo ancora di questo gruppo di musica sperimentale che arriva dalla Brianza, uno da Como e l'altro da dove? Da Bergamo. Da Bergamo, signori. Sono qui in versione piccola, perché il gruppo principale da quanti elementi è composto? Da 4-5 elementi ci si aggiunge. E veniva fuori un casino. Se vi cacciavo tutti qua dentro, allora sì che veramente ci cacciavano da Radio Padania. Tra poco sentiremo un altro pezzo, intanto però lasciate che il giornalista venga a me. Abbiamo in studio Gabriele Moroni, giornalista, scrittore con all'attivo ormai parecchi libri di successo, è stato inviato speciale del Giorno del Resto del Carlino, si è occupato spesso anche di importanti e controversi casi di cronaca come quello dell'uccisione di Yara Gambirasio, ma ha seguito anche la politica, ha seguito e qui ce lo devi ricordare, visto che siamo stati intervistati in questi mesi anche dai cinesi, dai giapponesi, da tutta l'Europa, perché siamo la radio dove è nato Matteo Salvini politicamente. Tu sei stato tra i primi che hanno seguito fisicamente Matteo Salvini, come bisognava fare un tempo. Adesso basta accendere Facebook e praticamente lo segui in tutta Italia. No, l'hai seguito fisicamente e fisicamente scrivevi sul tuo taccuino tutto quanto. Raccontaci questo episodio. Beh, hai raccontato tutto tu. Io posso solo confermare, quando ero seduto dove sono seduto ora, alla mia destra non c'era Sami Varin, ma c'era un giovanissimo Matteo Salvini che con la cuffia, forse la tua stessa, rispondeva alle telefonate degli ascoltatori, e io, da vecchio cronista con i vecchi strumenti del mestiere, ossia la penna e il taccuino, prendevo nota. Quindi è un ricordo molto piacevole, molto simpatico. Posso dire di avere visto nascere Matteo Salvini, anzi ti dirò che mi chiami papà o zio, quantomeno. Beh, ogni volta che ti incontra ti abbraccia, perché comunque lo hai seguito nel bene o nel male, e poi
E poi mi dicevi anche una cosa molto bella, che il Matteo con le amicizie, cioè ha questo sentimento dell'amicizia, il Matteo Salvini, Sì. che in pochi hanno ancora. Credo che a Matteo Salvini, e questo credo che ci accomuni, e va riconosciuto una dote umana, il senso dell'amicizia, amicizia personale. Sì, perché che in politica, ragazzi, è una cosa che non capita spesso e che a volte è anche pericolosa, ragazzi, lo sapete bene, no? E il Matteo non riesce a farne a meno, così come non riesce a fare a meno del contatto fisico, cioè ti rendi conto, adesso ci stanno andando giù anche Pesante, non soltanto vari alleati, ma soprattutto l'opposizione, su questo fatto che lui ci aveva confidato alla macchinetta del caffè dove siamo passati prima, ce lo ha detto prima di diventare ministro, mi ha detto: ragazzi, non pensate che io stia tutto il giorno in ufficio nel palazzaccio del ministero, ma siamo pazzi, io voglio toccare, parlare con la gente, vedere, capire. Cioè, capisci che è un ministro dell'interno un po' fuori dal normale. Vogliamo ricordare che è un giornalista anche, e per un È giornalista, bravo. Sì. L'incontro con la gente, il contatto con la gente. Un mio vecchio maestro mi diceva: ragazzi, diceva a me e altri ragazzotti che iniziavano, ricordatevi cosa vuol dire, com'è importante il contatto con le persone, con la gente, e dietro ogni persona, anche quella più grigia, più anonima, ricordatevi, c'è sempre una storia che vi può raccontare, una storia che dovete raccogliere. Credo che la sua esperienza di giornalista abbia contato per Salvini. Penso anch'io, nel bene o nel male, perché poi appunto qualunque cosa fai, oggigiorno ti saltano addosso. L'avete visto Matteo Salvini ieri sera dalla Gruber? E se qualcuno vuole sparare contro la Gruber, ma fatelo pure, 0266203529. Ieri mentre guardavo la Gruber con Salvini mi arrivavano decine di WhatsApp di gente che stava guardando e non vi dico cosa mi avete scritto sull'argomento. La Gruber è simpaticissima, viva la Gruber, altro che mazzo di fiori doveva portargli. Tante frasi di ammirazioni verso questa giornalista che vabbè, è antipatica, ma cosa c'entra? Ma il bello di essere antipatici è che poi ti guardano lo stesso, è una professionista e su questo non ci piove, però a volte fa arrabbiare. Ma ragazzi, questo è il mondo della comunicazione, nel bene o nel male devi sempre fare la notizia, e ce lo dice appunto il giornalista Gabriele Moroni, che abbiamo qua di fianco e che ha appena pubblicato un libro, e io me la tiro moltissimo quando arrivano con il libro fresco di stampa, un libro che bisogna dedicare. Allora, io personalmente lo dedico ai giovani, ai miei figli, e spero anche ai vostri figli e ai vostri nipoti, perché è un libro che parla di sport, dello sport forse più bello che esista. Io odio il calcio e quindi già iniziamo a spostarci un attimino. Si parla del grandissimo ciclista Fausto Coppi, quel corridore leggendario, Coppi e Bartali, ci sono le canzoni di Gino Paoli, eccetera. Non ho tradito nessuno, si intitola così: autobiografia del campionissimo attraverso i suoi scritti, a cura appunto di Gabriele Moroni. Era già da un po' che ci stavi dietro, me lo avevi forse anticipato l'ultima volta che sei passato di qua, che stava bollendo in pentola qualcosa di importante, e tu hai fatto questo lavoro mettendo in ordine gli scritti di Fausto Coppi, perché lui scriveva per varie riviste durante la sua carriera. Sì, Coppi ha scritto tantissimo di autobiografico in varie sedi, in appendice a un libro di ciclismo nel 49, la sua prima autobiografia, poi ne scrive una in 12 puntate su Tutto Sport, poi sul settimanale Oggi, poi su un settimanale Il Campione fra il 55 e il 56. Più contributi vari, per esempio il titolo
titolo, Non ho tradito nessuno, è il titolo di un articolo, proprio una sorta di lettera aperta ai tifosi che Coppi scrive nel 1954 e viene pubblicata dal settimanale Epoca. È un annus horribilis, l'anno in cui perde malamente il Giro d'Italia, perde il campionato del mondo, il titolo ridato che aveva conquistato l'anno prima, e soprattutto l'anno in cui esplode lo scandalo nazionale della relazione fra Coppi e Giulio Chini, la dama bianca. Quindi alla fine di questo anno così difficile Coppi sente il bisogno, il dovere, il piacere, il dovere morale, vorrei dire, di rivolgersi ai suoi tifosi per dire: guardate che io non ho tradito nessuno, sono il Coppi di sempre, però sono un uomo anch'io, posso vincere e posso perdere. E giustamente l'editore Neri Pozza ha scelto questo titolo per intitolare il libro dell'autobiografia di Fausto Coppi. Che è un titolo appunto particolare per chi non sa, e uno rimane: perché non ho tradito nessuno? E poi ci pensi un secondo e pensi che nello sport alla fin fine è così, cioè quando vai bene sì, va bene, però no, vedrai che tra poco invece, eccetera. Cioè ci sono le polemiche sempre intorno a qualunque cosa che fai o che non fai. Nel caso della storia di Fausto Coppi ce ne sono state anche lì, ragazzi, ma il bello, e ne parleremo tra pochissimo, è leggere questo libro dall'inizio, cioè scoprire la passione per la bicicletta che nasce in Fausto Coppi. Una passione, ragazzi, che riguarda anche tutti noi, perché chiunque è andato in bicicletta, chiunque ha cominciato a esaltarsi girando in bicicletta, il mezzo di locomozione secondo me è più bello, che fa bene alla salute, e chiunque si è accorto di funzionare pedalando, cioè di riuscire a rendere, di riuscire ad andare forte, di riuscire a superare, di riuscire a gareggiare, anche magari con quelli che mai più pensavi di riuscire a superare, li sto superando. E ragazzi, Fausto Coppi ha provato queste emozioni e le ha sapute raccontare, e bravo il Gabriele Moroni che le ha colte, che le ha inserite in questo libro, che fin dall'inizio parla di tutti noi, di tutti voi bambini che magari per la prima volta avete preso in mano una bicicletta e all'inizio i bambini hanno le rotelle, e la più grande soddisfazione è riuscire a toglierle, prima una e poi l'altra, e lì ti senti già padrone, dici: cavolo, sto andando forte, ragazzi. Beh, signori, queste sono le emozioni anche di Fausto Coppi. Giorno dopo giorno faceva il garzone, ma immediatamente nella pausa, e solo per andare a lavorare, solo la bicicletta esisteva, la bicicletta si era impadronita della sua vita. Ne parliamo tra pochissimo, restate lì. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Liscio non ti lascio, tutte le domeniche su RPL, dalle ore 13 alle 13:30, a cura di Sammy Varin, a conduzione di Dino Angelini.
Lo sapete signori, la grande musica gira su RPL, questa rete dei popoli liberi. La libertà passa da qui, libertà anche non soltanto giornalistica, perché qui parliamo delle cose che sulle altre reti vengono trattate in maniera ben diversa. La nostra è libertà anche musicale. La musica indipendente che gira su RPL è amatissima dai nostri ascoltatori, e se siete nuove entrate, magari avete trovato questo canale sulla vostra nuova radio DAB all'interno della nuovissima auto fiammante, o magari vi siete imbattuti in RPL sul canale 740 del vostro televisore. In tutta Italia tu schiacci 740 sul telecomando e si ascolta Radio Padania. Oggi abbiamo un duo di musica sperimentale, si chiamano Art Duo, e adesso ci suonano qualche cosa dal vivo, perché sono proprio qui con gli strumenti musicali. Cosa ci suonate, ragazzi? Ma facciamo un brano di Pierre che si chiama You. Volete dirmi qualche ingrediente che c'è dentro? Cioè, come sai, quando vai al ristorante c'è il menù e uno vuol sapere un attimo, ma cosa mangio? Cosa c'è qua dentro? L'autore dice che c'è un po' di tutto anche qui, perché suonando in due bisogna mettere tanta fantasia. È un brano anche questo con tante influenze. Non so proprio dove metterlo. Cioè, capite che sono così sperimentali che non sanno neanche loro cosa ci mettono dentro. Senti, ma datemi almeno delle percentuali tra improvvisazione e ufficialità nella canzone. Che come andiamo a percentuali? Quanto improvvisate e quanto invece il pezzo è studiato? 80 improvvisato e 20 studiato. Senkunsha. Signori, per voi il gruppo Art Duo, Fedele Stucchi, me lo ricordo, quell'alter? Pier Lego, come il Lego. Dal vivo, a voi.
Non è scoppiato nulla, ma sono bravi, signori! Arduo! La fase sperimentale, dopo il battesimo a Radio Padania. Ragazzi. Entriamo nell'ufficialità. Bello. Cioè, capite che cos'è la musica quando si fanno gli esperimenti e soprattutto quando si improvvisa? C'è molto di jazz, c'è un po' di pazzia, ma soprattutto c'è la voglia di essere originali. E la domanda che vi voglio fare, chiaramente, è perché, da dove arrivate? Ognuno di voi arriva forse da percorsi differenti. Uno di voi due mi pare che abbia un qualche cosa ancora di più importante, perché lo fa, non so se c'è scritto proprio sulla carta d'identità, ma lo fa proprio come mestiere, il musicista, giusto? Purtroppo mi spiace per l'umanità. Chi è? Il Lego o il Stucchi? Chi è? Beh, allora, io mi sono diplomato in conservatorio nel 90, sono Fedele Stucchi e suono il trombone da quando avevo 10 anni. Ragazzi. E faccio musica antica, musica classica, musica contemporanea, e ultimamente, in questi ultimi 10 anni, ho incontrato dei pazzerelli come me e abbiamo cominciato a fare un po' questi esperimenti per uscire, diciamo così, dagli schemi tradizionali e cercare di creare qualche cosa, non dico di innovativo, ma comunque di un po' diverso. Chiaro. I risultati sono soddisfacenti. Sono soddisfacenti, sono particolari e soprattutto, ripeto, riuscite a stagliarvi dagli altri, dal gruppo, e individuarvi diventa più facile. Quando fai musica tutta uguale, che cosa c'è di originale? Mentre il Lego... Io lo faccio per hobby e anche io ho avuto la fortuna di trovare gente più pazzerella di me, con idee molto divertenti, e cerchiamo di fare delle cose soprattutto che piacciono a noi, perché sennò dopo il pubblico lo capisce che facciamo delle cose un po' così. E invece già, se ti piace a te, vuol dire che trasmetti anche delle belle sensazioni, spero. Capite che allora da una parte c'è chi lo fa per sopravvivere, quindi diventi un musicista tutto tondo, e c'è il momento in cui produci un qualche cosa di ufficiale, di più conosciuto, ma ci deve essere anche il momento del divertissement, ragazzi. La sensazione che ho io che oggi facendo musica non ci si diverta più, si fanno soltanto cose stereotipate, impacchettate, e tu sai che per far successo devi parlare di sesso, devi parlare di droga, devi parlare della macchina nuova, devi parlare di spaccare la faccia ai poliziotti. Se tu parli di queste cose sei sicuro che fai successo, che i giovani guardano il tuo video, E invece la musica è qualcosa d'altro. La musica deve trasmettere emozioni che vadano al di là della pasticca di droga, buona la droga, col cavolo. E forse questi musicisti che ho dietro hanno capito qualche cosa in più della solita gentaglia che sentite su Radio Dimensione Suono, su RTL o su Radio Italia Solo Musica Italiana, con tutto il rispetto verso queste emittenti, of course, ma quelli sono artisti che pagano, tra virgolette, come no? Ritorniamo a Moroni, ragazzi, perché c'è qua il libro, te che ve lo faccio vedere in radiovisione, guardate e godete, il libro Fausto Coppi, Non ho tradito nessuno. Questo è un bellissimo cadeau se avete un figlio giovane che non sa ancora che sport fare, perché uno sport ci vuole, ragazzi, non potete lasciarli davanti alla televisione, al computer, al tablet per ore e ore. Uno sport che sia il più possibile pulito, non esiste più neanche uno, quindi non fatevi idee strane, sono tutti un po' sporchi, ma forse la bicicletta è ancora qualcosa di positivo. Perché? Lo chiedo a Gabriele Moroni, perché Sammy Varin
può aver detto una cosa del genere. Cosa si prova ad andare in bicicletta? Quelle sensazioni che ti ho detto, il bambino che toglie le rotelle, la prima volta che Fausto Coppi corre dietro ai corridori con la sua bicicletta mezza sfasciata, riesce a superarli e la corsa si conclude con i corridori professionisti che correvano dietro a quel ragazzino che non riuscivano a prendere. Ma queste sono le soddisfazioni della vita, ragazzi, altro che avere 1000 contatti su Facebook. Boh. Beh, guarda, il giorno in cui si tolgono le rotelle credo che sia un giorno epocale per tutti. Io ricordo quel giorno e ho rivissuto lo stesso piacere, le stesse emozioni nei miei nipoti, quando anche ecco il fascino transgenerazionale della bicicletta. Per il ciclismo, sport, agonismo, ma guarda, io credo che se il ciclismo è riuscito comunque a superare soprattutto nella passione, nel gusto, nell'interesse della gente, l'enorme porcheria del doping, pensiamo al caso Armstrong, e perché questo sport ha comunque una straordinaria vitalità. Forse mancano in Italia i grandi campioni, quelli capaci di trasmettere la passione. Forse l'ultimo è stato Marco Pantani. Però è uno sport, ecco perché sopravvive nell'amore della gente, che esalta ancora l'individualità dell'atleta. Certo, c'è il gioco di squadra, un bravo capitano, dei bravi gregari, le alleanze nelle grandi corse. Coppi anche in questo fu un precursore, però alla fine esce il campione. O sei campione o non lo sei. E anche se non lo sei, chi ama questo sport sa apprezzare lo sforzo, la fatica individuale del ciclista. Questo è il motivo per cui il ciclismo non morirà mai nell'amore della gente. Cosa dici? Penso anch'io. Tra poco ci dirai magari qualche passo del libro secondo te particolarmente significativo. Intanto abbiamo aperto le linee allo 0266203529. Lo sapete, amici, chi ci segue e può entrare in diretta in qualunque momento, cambiando, stravolgendo completamente la scaletta di Sammy Varin, parlando di qualunque altra cosa, anche in radiovisione. Chi ci guarda sulla pagina Facebook o canale YouTube di Radio Padania o sulla pagina Facebook di Sammy Varin, potete interagire tranquillamente chattando anche tra di voi, perché vedo che chattate tra di voi e spesso e volentieri bisticciate pure tra di voi. La cosa mi eccita molto politicamente. Sentiamo che c'è in linea. Pronto? Pronto, Sammy, ciao, sono Claudio Di Chignolo. Ciao a te e a tutti i tuoi ospiti. Ciao. Ciao. Senti, ho sentito parlare di Capitano dallo scrittore Moroni, eccetera. Innanzitutto ti devo fare i complimenti perché ti seguo praticamente tutti i giorni in Mondovisione e dove vai a scoprirli tutti questi talenti? Anche ieri avevi degli ospiti incredibili via telefono, veramente che creano della musica fantastica, quindi ti faccio i complimenti. Per me Grazie. tu sei il vero direttore reale della radio, certo, il direttore della pazzia, quello... capisci? Questa è la mia sì, direzione. Esatto, ma ci vuole anche quello. È vero. Uno per mandare avanti una radio deve avere creatività e tu ce l'hai da vendere sicuramente. Grazie. Però volevo parlare con Moroni, perché parlando di Coppi, io che tutti gli anni in bicicletta partendo dal Pavese, da Chignolo Po, vado fino a Castellania per trovare il posto e andare a trovare dove è nato e cresciuto Coppi, non potevo esimermi dal chiamarti, perché faccio un'analogia, un collegamento. Lui che era votato al sacrificio, era un trascinatore della gente, mi permetto di dire, mi viene in mente anche, pensando a Coppi, al nostro capitano, no? Che ti immagini se non strumentalizzava, no? Esatto. Lui era sicuramente una persona umile, anche lui attaccato dalla stampa per vari motivi, lo conosciamo bene, Dama Bianca, eccetera, eccetera, ma lui tirava dritto e cercava di fare divertire se stesso e il pubblico, quello che fa il nostro capitano in politica. Quindi non posso fare altro che pensare a entrambi e unirli uno all'altro. Grazie a voi e grazie ai tuoi ospiti. Ciao, buona giornata. Grazie. Te capì come ti hanno strumentalizzato il Fausto Coppi? Salvini sarebbe molto lusingato, credo, di questo accostamento a Coppi. Vero è comunque che l'entusiasmo che si legge in queste righe scritte nell'ultimo libro di Gabriele Moroni, Non ho tradito nessuno, è un entusiasmo
vero, genuino e soprattutto, ripeto, un qualcosa di assolutamente condivisibile. Cioè questo, il Fausto Coppi non è che è nato ricco, i genitori gli hanno subito comprato una bicicletta lussuosa, è entrato nei giri importanti, cioè questo era il garzone di un salumaio, ragazzi, la persona più umile del mondo. Erano poveri nella loro famiglia, non c'erano proprio soldi e soprattutto era una persona, poi mi dici chiaramente se ci azzecco, che aveva un sentimento della famiglia, Sammy Varin che parla di famiglia, altissimo, grandissimo. La sensazione che ho è lui ogni volta, ogni successo, pensava alla sua famiglia. Sì, sono molto toccanti anche questi ricordi. Il papà che gli regala la prima bicicletta, gliela consegna con gli occhi lucidi, la mamma che lo accoglie dopo la vittoria nel primo Giro d'Italia nel 1940 e gli dice semplicemente, gli chiede: sei stanco? Quindi pensa alla mamma che chiede al figlio che ha appena vinto il Giro d'Italia, il 9 giugno del 40, il giorno dopo accadrà che un signore da un balcone di Palazzo Venezia annuncerà che abbiamo dichiarato guerra a Francia e Gran Bretagna, e la mamma dice: sei stanco. E poi il ricordo di Serse, campione che ricorda il fratello più piccolo, quello che non sarebbe mai diventato un campione, ma che era non solo il fratello, era il gregario più fidato, era l'amico, era il consigliere, era il confidente, era un po' il suo completamento, perché quanto Coppi, Fausto, era schivo, introverso, così Coppi, Serse, era la sua antitesi. Cacciarone, esuberante, chiacchierone, un po' fanciullone ancora, che si fermava a giocare coi bambini ogni volta che tornava a Castellania, perché Castellania era la sua patria, il suo richiamo sentimentale. Muore per una caduta nel Giro del Piemonte del 51 e per Coppi è un colpo quasi mortale. E non credo che da allora Coppi sia più stato lo stesso uomo. In queste pagine c'è il ricordo commosso, tenerissimo del fratello perduto. Ditemi un po' se questa non è anche la vostra storia, anche se magari non siete mai andati in bicicletta dal punto di vista professionistico. Qui si parla di sentimenti veri e capisci di essere un po' fuori moda, fuori tempo anche tu come noi, parlando di sentimenti, parlando di famiglia, parlando di rivalità. Certo, c'era rivalità tra Fausto Coppi e gli altri, anche con lo stesso Bartali. All'inizio, ragazzi, questo si avvicinava, solo l'idea che Bartali è venuto lì a dargli la mano, a dirgli bravo, è stata una cosa, ma poi dopo si accorge Coppi di essere più forte di Bartali e approfittando quel giorno che non era in forma o forse che era caduto Bartali, e Coppi li passa davanti. Cioè cose, ragazzi, genuine che oggi è quasi difficile ritrovare negli sport odierni. Se vuole entrare qualcuno in diretta, 0266203529, qualunque argomento, lo sapete, è sempre il benvenuto. Pronto? Ciao Sammy, sono io, Andrea da Roma. Oi Andrea. Come stai? Senti, io però c'ho un problema. Io prima abitavo al quartiere San Lorenzo. Quartiere San Lorenzo è un quartiere dove c'è Radio Onda Rossa. E Radio Onda Rossa è comunista, però c'è anche Facebook Radio Onda Rossa, che sta a Via del Borci a Roma. Quartiere San Lorenzo è sempre stato di sinistra, poi c'è anche Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa è una radio comunista, Facebook Radio Onda Rossa. Ma io sono per la libertà, hai capito? Cioè deve esistere Radio Onda Rossa, o magari anche un'onda verde, possibile. Radio Sherwood esiste ancora. Radio, aspetta, com'è che si chiama? Quella che c'è qui a Milano, come si chiama? Quella del centro sociale Carnelli, come si chiama la radio qui di Milano dei centri sociali? Oh, non mi caga manco il regista, nessuno mi capisce in questa radio, è pazzesco, una roba. Chi c'è in diretta? Pronto? Sì, pronto? Ciao. Ciao, sono Gino di Ostia. Ho sentito parlare di Coppi, campionissimo, tanto di cappello, veramente, veramente grande, ma anche di Bartali.
Voi ricordate il Bartali vecchio che ancora seguiva i giri d'Italia sulle macchine perché non aveva più la dipendenza economica e questo lo costringeva a girare ancora quando era anziano. Ma per quali motivi? Perché i suoi risparmi depositati allo IOR, alla Banca del Vaticano, furono portati, investiti male, o forse da Papa Wojtyła investiti per sostenere Solidarnosc, e quando tornò per riprendersi i suoi soldi non aveva più nulla. E Bartali anche il fatto che ha salvato molti ebrei, anche questo però Coppi era più forte di Bartali, ma anche Bartali era fortissimo. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Io mi stupisco sempre i nostri ascoltatori perché sanno strumentalizzare qualunque cosa, sono dei professionisti. Abbiamo degli spunti per una spy story, effettivamente, Bartali e lo IOR. È vero comunque quello che diceva il nostro ascoltatore, il nostro teleradio. Ormai siamo globali. In una dimensione talmente globale che anche al citofono. Diciamo i nostri amici in ascolto e in visione. È vero, anzitutto, che l'opera straordinaria che fece Bartali per salvare gli ebrei, infatti Bartali è stato riconosciuto giusto fra le nazioni dallo Stato di Israele. È anche vero che Bartali fino a tarda età, io lo ricordo ancora a metà degli anni 60, lo ricordo con il berrettino e la tuta come commentatore del Giro al seguito della RAI, quindi è giusto quello che diceva il nostro amico. Senti, torniamo al tuo libro. Intanto chi vuole andare in diretta, lo sapete, il numero 0266203529, c'è anche un numero per WhatsApp, potete inviare un messaggio o anche un messaggio audio 346 642 7756. Segnatevelo sul cellulare perché questo vi serve in qualunque momento della vostra vita. 346 642 7756. Inviate un messaggio anche audio e appare qua direttamente nello studio di Radio Padania. Pantani era un drogato dopato, quindi un disonesto che ha tolto il diritto di vincita agli onesti. Guarda come sono tutti cattivi. Noi andiamo in bicicletta da 30 anni, ma oggi è diventato molto pericoloso perché gli automobilisti sono distratti dal telefono, dalla droga, dall'alcol e ti travolgono con molta facilità. Certo, doping è un qualcosa che conosciamo tutti quanti e che appartiene purtroppo anche al mondo del ciclismo. Io farei molta attenzione. Io credo che se potessi essere ministro per un'ora ordinerei. Questione di tempo, Moroni, perché tu sai che già sei qui in limite alla provvidenza. Vorrei essere ministro per un'ora e istituirei anzitutto un'ora di antimafia in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Vai. E poi farei fare dei controlli proprio antidoping, ma non nelle grandi squadre. Incomincerei proprio dalle palestre, dalle squadre, dalle società dilettantistiche, ecco, dove corrono, dove gareggiano i ragazzini. Io credo che questa mala erba affondi molte volte, non generalizziamo, molte volte le sue radici proprio nel mondo dello sport più giovane. E sai che mi fa paura pensare che probabilmente, anzi quasi sempre siano i genitori che diventano così pazzi, così maniaci che invogliano i loro bambini non lo escludo, a prendere queste cose. Non lo escludo, devi vincere, quindi. Guarda che infatti, è un mondo molto strano. Una grossa responsabilità anche dei genitori, responsabilità oggettiva di gestire un figlio, oltretutto un bambino, un ragazzino sportivo che fa sport. Antidoping a Di Maio, scrive qualcuno, ma chiaramente anche in Parlamento si è fatto più volte il controllo droga e Matteo Salvini ne è sempre uscito pulito, tanto per dirlo. Senti, il momento più bello secondo te di questo libro, e ci dirai adesso dove trovarlo, al Salone del Libro non ci sei ancora andato, magari ci farai un giro, ti faranno entrare, dai, almeno te insomma ti fanno entrare, perché sapete, oggi dovete stare attenti, se andate al Salone del Libro
ti guardano in faccia, se hai la faccia un po' da salviniano o non sei proprio con la tessera del PD in mano, ti guardano malissimo. Qual è, non ho tradito nessuno, il pezzo più bello secondo te, più particolare di questo libro? Ma guarda, vorrei citare una pagina delle memorie in cui Coppi confida i suoi sogni per il futuro, quando non correrà più uno. Quando, leggo poche righe, quando verrà il giorno della rinuncia, so bene che cosa dovrò fare. Appenderò, come si dice, le biciclette al chiodo e tornerò a essere un uomo di campagna come furono mio padre e mio nonno. Finalmente non dovrò più affannarmi da una città all'altra, da un treno all'altro. Non mi sarà più necessario schivare la folla per sfuggire alla curiosità e l'affettuosa espressione dei tifosi. Tornerò da un momento all'altro un uomo qualunque, un certo signor Fausto Coppi, che coltiverà in pace i suoi affetti, sorveglierà il suo pezzo di terra e si vanterà di avere la stalla ricca di bestiame. Questo è anche un libro di sogni mai realizzati, perché Coppi non diventerà mai il signor Fausto Coppi, morirà praticamente in bicicletta nella maniera assurda che sappiamo per questa malaria contratta nella loro alta volta e non riconosciuta. Non diventerà mai il gentiluomo di campagna che sognava di essere. Signori, dove trovare questo libro su Fausto Coppi che dovete regalare a vostro figlio o a vostro nipote, o che dovete leggervi con calma, perché vi assicuro parla di ognuno di noi, dei nostri sogni, delle nostre debolezze, delle nostre passioni, e quando una cosa ti piace tantissimo vorresti fare solo quella e fai solo quella, tralasciando tutto il resto, la vita mondana, e vai a letto presto perché il giorno dopo ti devi alzare per fare quella cosa che ti piace tantissimo. Dove si trova questo libro? Mi auguro in tutte le librerie. Oh, non sei stato censurato, incredibile, anche perché è un libro proprio bello in tutti i suoi. Lo si può trovare in libreria, lo si può ordinare, se non lo vedete esposto entrate dentro e dice: salve, voglio il libro di Gabriele Moroni, Fausto Coppi, non ho tradito nessuno, e salta fuori dal computer. Me lo auguro. Paghiamo tutti un piccolo debito che abbiamo con Coppi, Meno io sento di averlo, ma credo che tutti quanti amano lo sport, amano la nostra terra, amano il ciclismo, gli debbano qualcosa. Con i miei libri cerco di pagare una piccolissima parte che il debito che sento di avere con quello che è stato l'ultimo vero eroe popolare che ha avuto l'Italia. Grandissimo Gabriele Moroni, un giornalista che ha tanto ancora da insegnarci, e questo libro è anche territoriale, perché chiaramente raccontando il Giro d'Italia e questa salita e quell'altra eccetera, rivedete molte zone, anche magari il vostro paese da cui sicuramente è passato qualche giro. C'è una telefonata al volo prima della pausa. Pronto? Semi carissimo, buonasera. Quella. Da tanto tempo che non mi sento, sono Vittorio dalla Sicilia. Ciao Vittorio. Ti volevo dire una cosa: stamattina i giornali radio, specialmente quello delle 13, che aumentano un'ora di giornale radio nella Confindustria, il Sole 24 ore con l'esattezza, dove Cruciani poi piglia le tue interviste e le ripubblica sulla zanzara, Certo. Praticamente hanno inserito con un quotidiano sardignolo in giornale radio, attenzione radioascoltatori, in giornale radio, quindi in tutta Italia, che finalmente il governo allega della Sardegna dopo 72 giorni si è inserito lottizzando persone che non si conoscono, se erano ingalliti perché erano professionisti. Queste sono persone che non si conoscono, ce n'è una donna anziché due. Praticamente tutta una critica a che io ho preso, mi sono firmato il dottor Vittorio Verderame, Palermo, tutte le cose, dico a Confindustria, i giornali radio ora si commentano e se fate l'analisi sull'altro governi precedenti che sono stati in Sardegna, quante analisi avete fatto prima di farli inserire e farli governare? Siete una vergogna, e mi ci sono fermato, lo volevo comunicare, va bene? Hai fatto bene. Andiamo avanti, ora praticamente mettiamo il cappello e formiamo la squadra fascista. Ora noi pigliamo il re e facciamo il fascismo, buffoni sono, guarda, sono cagni arrabbiati sono, ecco.
Ciao caro. Grazie caro. Ciao a tutti. Ci fermiamo, mi sa che il Moroni è atteso dagli alpini, vai a ritirare il pass, ti metti il cappello d'alpino e vai a far casino? O quello di mio nonno. Oh, che bello. Conservato come un cimelio. Stupendo ragazzi. Buon divertimento Gabriele. Grazie a te Sammy, grazie agli amici che ci hanno ascoltato. È un onore gigantesco e per me, ripeto, è una soddisfazione, come se avessi fatto un giro in bicicletta con Fausto Coppi. Del segno dell'amicizia, che è la cosa più importante. Gabriele Moroni, grazie Gabriele, buon lavoro. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Infiltrato di Fanpage incontra l'imprenditore Stefano Fuso, in passato la guida di un impianto di smaltimento rifiuti del Trevigiano, ma anche il proprietario di quel residence Mimosa ed Eraclea, dove nell'estate del 2015 vennero ospitati circa 200 migranti. È proprio di questa esperienza che l'imprenditore parla nel dialogo catturato dalle telecamere di Fanpage. La prefettura paga 32 euro al giorno. Lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo, tutto quanto, gestendoli e tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo, 6 al giorno. Non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale. Cioè, loro mangiano riso scotto con sugo sopra, con del pollo. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 euro che qualcuno non te li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante, a 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Potere al popolo. Ed ora per Spazio Parlamento sentiamo Marzio Liuni sulla lotta al caporalato. Qui Parlamento. Adesso ha chiesto di intervenire il collega Liuni, prego. Buongiorno, grazie del vostro utile intervento. È un argomento molto complicato, i tempi non sono mai sufficienti perché la discussione potrebbe andare avanti per ore, perché chiaramente il problema del caporalato è di difficilissima risoluzione.
ben venga la legge che è stata fatta, ben vengano le eventuali correttivi che insieme potremo trovare per migliorarla. A me sembra che avete evidenziato tutta una serie di problemi, tento di elencarli, più che domande sono riflessioni a voce alta. 1. I lavoratori invisibili. La prima riflessione, e Rosarno mi ha già dato una mezza risposta, che molti di questi lavoratori invisibili sono anche persone che sono in Italia in maniera irregolare. Allora una domanda, quanti di questi lavoratori invisibili sono anche irregolari? Primo. Secondo, già noi stiamo lavorando sull'etichettatura per dare sempre più informazione al consumatore. Però la risoluzione del problema purtroppo non è che possiamo né scaricarla sul consumatore per 1000 motivi. Già oggi sul mercato ci sono prodotti bio o comunque prodotti di alta qualità che hanno chiaramente un prezzo totalmente diverso dal prezzo di mercato che si trova, non dico che sia giusto, ma che si trova di base al supermercato. Purtroppo il consumatore è anche un consumatore che ha varie fasce di reddito. Se io che ho la fortuna di fare il deputato e ho un reddito importante, posso andarmi a comprare le clementine bio o comunque analizzo l'etichetta, verifico che il costo che viene dato al produttore è basso, per cui faccio tutti i ragionamenti. Ma chi prende 1200 euro pagati regolarmente con il contratto di lavoro, tutti questi ragionamenti, credetemi, non ha la fortuna di poterseli fare, deve purtroppo arrangiarsi con quello che ha. Per cui questo è l'altro problema, cioè nel senso, forse è facile mettere sull'etichetta tutti questi dati, non so se possa essere la soluzione. E l'esempio che abbiamo proprio la responsabilità del consumatore. Uno, vorrei alzare una lancia verso l'agricoltura italiana, che oggi l'abbiamo disegnata come il male assoluto, magari al sud, la cosa mi dispiace. Tutti noi siamo consumatori. Io ho sentito prima ragionamenti quando prendiamo i pomodori, la latta della salsa, così ci facciamo il ragionamento di chi ha lavorato dietro lo sfruttamento. Alcuni sì, però anche tutti voi, non so se avete fatto il ragionamento, tutti noi abbiamo in mano un telefono. Io ho guardato i vostri, sono di ultima generazione quasi tutti, per cui hanno un costo elevato. Ma credo che nessuno di noi abbia fatto il ragionamento che in Congo vengono sfruttate persone per raccogliere, per il coltan che serve, questa sabbia nera per le batterie. Nessuno di noi ha fatto questo ragionamento, se no nessuno di noi avrebbe in mano questo affare qua. Le scarpe, i vestiti. Per cui il problema è ampio, è difficile, cioè mettetevi anche da questa parte, da chi deve provare a trovare una soluzione, cioè voi avete fatto una fotografia che è utilissima per noi. Il problema è qual è la soluzione? L'etichetta? Speriamo, la cosa più facile del mondo, forse, perché poi c'è l'Europa, l'etichetta che non va bene all'Europa, è un mercato particolare. No, dicevo, più che una domanda, sono riflessioni, perché rispondere già a queste cose qua ci vogliono 7 ore, capisco che diventa complicato. Magari se voi mandate il vostro intervento scritto, magari un ragionamento su queste cose, se no veramente non la finiamo più. Ecco che il problema è proprio questo: qual è la soluzione? Quali correttivi possiamo portare alla legge? Io penso che tra l'altro è una legge fatta già discretamente bene, il problema è attuare i controlli, fare tutte queste cose qua, e poi, ma noi lo facciamo solo nel nostro paese. È chiaro che poi il mercato va in balla, perché noi possiamo anche fare tutte le cose bene, poi mettere sul mercato le fragole, guardo il mio amico della Basilicata, a un prezzo giusto, e mi arrivano le fragole comunque dal Portogallo a un prezzo completamente diverso. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Grazie al deputato Marzio Liuni. Attenzione, tra poco si ritorna in onda con le vostre chiamate allo 0266203529, ma anche con
Si chiama Federica Pento, ragazzi. Vi è piaciuta molto questa canzone intitolata Libertaria, Libert apostrofo aria, ma ancora più bello se lo sbirciate il video su YouTube. Federica Pento, Libertaria, un pezzo che vi consiglio di scaricare dagli store digitali e mettervelo sul cellulare. Ci sono dei momenti nella vostra vita dove questa canzone li esalta ulteriormente, li fa diventare ancora più importanti. Di nuovo le linee aperte allo 0266203529. Sammy Varin, la Ruffa Popolo, vi dà la notizia appena battuta dalle agenzie. Tensioni a Casalbruciato per la casa ai Rom, primi avvisi di garanzia, denunciato chi gridò ti stupro. E poi il titolare della casa editrice di Casa Pound al Salone del Libro di Torino dice: la mia esclusione, un attacco a Salvini, mentre ricordiamo che il libro dell'editore Altaforte è il più venduto su Amazon, ma la cosa pazzesca è che è venduto anche dalle librerie Feltrinelli, che non sono certamente fasciste, o forse lo sono diventate, non lo so. Pecunia non olet, ragazzi, soldi, 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 soldi. Fatemi parlare con un blogger veramente cazzuto, ragazzi. Questo è un autore, è un blogger, ma è attivissimo soprattutto su Twitter, scrittore, gran rompiballe comunicativo contro l'Europa e gli sprechi di denaro anche in casa Rai. Forse l'avrete già sentito nominare se girate sui vari siti. Si chiama Carlo Botta. Ciao Carlo! Ciao Sammy, ciao a tutti, ai tuoi radioascoltatori, come va? Sempre un piacere, sempre incazzati per una cosa o per l'altra. Chiaro che sapendo che tra poco si va a votare, lo ricordiamo per gli sbadati, si va a votare domenica 26 di maggio per le elezioni comunali, regionali da qualche parte, ma soprattutto per le elezioni europee, per cercare di cambiare questa Europa sempre che ci riusciamo. Ma il nostro Carlo Botta c'ha qualche pensiero particolare, secondo me, su questa Europa. Carlo, peste e corna, tra poco ti lascio parlare, ma ci sono due ascoltatori che vogliono dire qualcosa, facciamoli parlare. Pronto? 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 Ciao, sei tu. Ah, sono io che devo parlare. Sì, se vuoi. No, sono Albino. Ciao, no, perché mi aveva detto il regista che c'era una telefonata prima di me. È caduta. Ah, allora, perfetto. Se è caduta, speriamo non si sia fatta male. No. Allora, ascolta una cosa. Io stamattina ho detto vado fino al Salone del Libro perché mi ero informato dove si trovava l'Altaforte. Avevo già tutto il mio schemino pronto. Sento per radio, stavo ascoltando e dicono l'espositore è stato revocato dal signor Chiamparino e dalla signora Appendino. Ovviamente uno è un noto e conosciuto comunista, grandissimo uomo, logicamente Chiamparino, e l'altra signora invece è una signora bravissima, le cui stelle però a quanto pare si stanno molto affievolendo e spero si affievoliscano anche di più, non solo per lei ma per tanti altri. E comunque il fatto stesso che questi signori abbiano ceduto al ricatto da parte di una persona che dice che giustamente, poveretta anche lei, che fu maltrattata, che è un ex reduce da un campo di concentramento, eccetera, non voglio manco sapere il nome, come si chiama. Quindi una persona che dovrebbe sapere cosa vuol dire la libertà e ha ricattato, ha detto o io o altrimenti questi, se volete che io venga a tenere la mia conferenza di apertura, questi signori se ne devono andare a casa. E questa sarebbe libertà. E io devo imparare la libertà da una persona del genere? Oggi abbiamo avuto l'esempio dell'affossamento totale della libertà. È una schifezza. E il discorso mio finisce lì. Sono incazzato nero. Grazie. Carnelli mi scrive la famosa frase di Montesquieu: non sono d'accordo con le tue idee, ma sono disposto a dare la vita affinché tu le possa esprimere. Noi non diamo la nostra vita, però vi diamo le nostre onde elettromagnetiche, il nostro streaming, vi facciamo parlare qualunque sia il vostro pensiero. E allora la parola a Carlo Botta. Carlo, perché ti incazzi? Perché viviamo in un inganno permanente, caro Sammy.
qui ci vogliono sterminare. Allora, cominciamo con le elezioni europee, no? Io sento spesso, ma anche amici, vogliamo cambiare questa Europa o cose del genere. Ovviamente i faccendieri di questo mostro che sta a Bruxelles si sono ormai resi conto che questa Europa ormai è un fallimento totale e l'inganno ormai è alla luce. E quindi stanno un po' cambiando il disco, e allora anche loro dicono sì, effettivamente questa Europa non va bene, però ci vuole più Europa per sistemare l'Europa. Cioè, questa è gente, secondo me, sociopatica, gente malata. Guarda, io ti porto qualche esempio, no? Noi siamo in questa Europa dove ovviamente il loro scopo è quello, attraverso le lobby e capitale finanziario, di superare quelle che sono le tutele delle nostre Costituzioni, giusto? E quindi ci hanno provato con la Costituzione europea, ma è stata bocciata sonoramente perché nessuno poteva condividere quelle follie. E ci stanno provando sia attraverso le direttive europee, sia attraverso i cosiddetti trattati di libero scambio, cioè della roba che viene studiata e varata in stanze segrete. Io sono stata a Bruxelles e quindi qualcosa ho visto personalmente. Allora, in quelle stanze tu pensa, non puoi entrare con il telefonino, non puoi portare un blocco di carta, non puoi portare una penna, vieni perquisito come tu fossi un delinquente, perché ciò che viene discusso in quella stanza deve rimanere lì dentro. Quindi capisci che questa indipendenza che loro vantano, compreso anche il concetto della banca centrale, però allo stesso tempo pretendono che tu popolo sia dipendente da un'entità indipendente, cioè una follia pazzesca. Questo è uno. E vi dico a te, ai radioascoltatori, ma anche a chi non la pensa come noi, che cambiare l'Europa da dentro è un po' come dire i deportati di Auschwitz che preferiscono rimanere dentro con la speranza di cambiare la mentalità dei nazisti che li detenevano. Cioè è una follia, è una scemenza assurda. Questa è un'istituzione, un mostro che va solamente abbattuto. Sicuramente ci vorranno dei passi che tutelino ormai l'Italia, perché è stata, messa in una condizione tale dove mani e piedi ormai ce l'hanno legati, ma non certo gli italiani. C'è stato un collaborazionismo di una parte politica che si è prestata a far sì che l'Italia venisse quantomeno sottomessa. Quindi il lavoro da fare non è facile, però sicuramente la direzione deve essere quella. Quindi noi votiamo una presa in giro, perché stiamo per il 26 maggio, voteremo delle elezioni nazionali che vogliono essere fatte passare come elezioni europee, ma non è così, anche quella è una truffa. Voteremo un Parlamento che non ha, è l'unica al mondo, che non ha iniziativa legislativa, può solo attuare o non attuare quelle che sono le direttive europee, e si chiamano direttive proprio perché non rispondono a nessuna volontà politica. Quindi è bene che gli italiani, ma anche gli altri popoli, iniziano a svegliarsi, perché veramente ci vogliono sterminare, non solo a livello democratico, ma proprio fisicamente. Poi se vuoi ti spiego perché. Aspetta che prendo una chiamata allo 0266 203529. Pronto? Ciao Sammy, Luca da Colico. Oi Luca. Totalmente d'accordo con il tuo ospite. Volevo dire che penso che sia arrivato il momento di rispondere pan per focaccia agli alleati 5 Stelle sull'autonomia, perché quando ci raccontano che il Parlamento deve metterci bocca, non conoscono la Costituzione, dicono una cazzata, e quando il signor Di Maio dice che non ci devono essere regioni di serie A e di serie B su sanità e cosa, sta facendo delle fake news, sta dicendo anche una cazzata, per cui, perché non si capisce come amministrando meglio
con gli stessi soldi se si ottiene dei migliori risultati, questo discriminerebbe le regioni come quelle del sud, dove la sanità è un disastro perché ci sono gente che ci mangia e non accettano i costi standard. Quindi sarebbe il momento di rispondere a signor Di Maio, che fa della falsa informazione, e spero che venga smentito al più presto dal nostro segretario sul tema dell'autonomia. Grazie Sammy, ciao. Grazie, stiamo aspettando perché molti di voi ascoltatori che siete maghi ancora più di Sammy Varin avete in mente che alla fine abbiamo ceduto su Siri in cambio di qualche cosa, e qualcosa ci devono dare in cambio, e quel qualcosa in cambio potrebbe essere l'autonomia. Avevamo fermato Carlo Botta. Carlo, volevi aggiungere ancora qualcosa? Lo so, dici. Diciamo, guarda, per dire una cosa che ci vede un po' più da vicino, perché è ovvio che oggi gli italiani sono costretti in qualche modo a combattere con una certa quotidianità, e pensa che la disoccupazione in Italia è tenuta alta per legge, cioè obbligatoriamente dalle direttive europee, perché altrimenti si innesca quella che era la inflazione in senso come fenomeno di salute, di consumo, ma questo danneggerebbe i nostri oppressori di Bruxelles e di Francoforte. Quindi la gente corre dalla mattina alla sera per mettere il pranzo insieme con la cena e non ha modo di potersi informare e capire. Quindi grazie alla vostra radio, come altri operatori che si adoperano ogni giorno per spiegare le cose, che viene fuori un minimo di verità. Però io ti posso dire, Sammy, che l'Italia va depidemizzata. Che vuol dire questo termine? No? È un termine nuovo. L'altra volta si parlò di ricchionismo, quest'anno parleremo di questa depidemizzazione dell'Italia. Abbiamo avuto un esempio prima al Salone del Mobile, cioè questi signori, nonostante abbiano una minoranza nel paese, ormai detengono il controllo di magistratura, televisioni, media, radio, editoria e scuole. Quindi è un qualcosa che non può durare, perché oggi in Italia, se non si sistema tutto questo, non può essere attuato nessun cambiamento, perché avrai sempre i media che attueranno quello che si chiama il terrorismo mediatico. Fermo lì, a proposito di terrorismo mediatico buonista, non puoi non ricordare Fazio, anche perché c'è un tuo video che spiega per bene gli stipendi e la società esterna, eccetera. Fazio. Allora, guarda, questa è una cosa scandalosa, io non ci dormo la notte, credimi. Perché ti spiego il discorso di Fazio, però tieni conto che la trasmissione, cioè la RAI, quindi diciamo un ente statale pubblico, guadagna meno di quanto non guadagni Fazio. Mi spiego meglio. Allora, tutti sono a conoscenza, buona parte, che Fazio percepisce 2,2 milioni di euro l'anno come stipendio, va bene? A questo pochi sanno che la RAI, nonostante sia uno degli enti televisivi più evoluti al mondo, ora ti immagini la RAI non è in grado di fare questo format di Che tempo che fa, certo che abbiamo i mezzi, però è stato dato senza nessun appalto, cioè senza nessuna gara, ad una società che si chiama Officina SRL, che è una fusione tra questa nuova entità con Magnolia, che è un'azienda famosa, detenuta dal capitale francese, ricorda bene questa parola, francese. Ecco, questo format costa all'ente di Stato 10,5 milioni di euro per questa produzione. Sapete chi è il proprietario del 50% di questa officina? Ve lo dico io, Fabio Fazio. Quindi noi non solo paghiamo, è senza gara d'appalto, cioè è stato assegnato questo incarico senza nessuna gara d'appalto. Quindi come possiamo accettare che questo signore, che tra l'altro ovviamente non può non difendere o quantomeno fare propaganda per una certa parte politica con questi ingaggi, penso chiunque sarebbe motivato pur di mantenere questo status.
Ecco, la RAI alla fine dell'anno, e cioè a fine dei conti, tutto il format incassa circa 20 milioni, mentre i costi sono circa 18 milioni. Quindi la RAI guadagna meno in tutto l'anno di quanto non guadagni Fazio da solo. È una trasmissione che costa oltre 400.000 euro a puntata. Quindi io resto scandalizzato da questa, e dove nessuno si prodiga affinché venga messa alla luce questa situazione che a mio avviso non è più sostenibile o quantomeno tollerabile. Caro mio, la tua voce è la voce di migliaia di ascoltatori, soprattutto milioni di persone che hanno votato Lega alle ultime elezioni e che voteranno Lega il 26 di maggio. La promessa che facciamo a tutti voi, ed è davvero una promessa, che nei prossimi mesi cambierà qualche cosa. Cambierà qualche cosa, di più non possiamo dire. Carlo Botta, grazie per questi minuti in tua compagnia. Cercate Carlo Botta su Facebook, ma soprattutto su Twitter, giusto Carlo? Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti, e mi raccomando, il 26 maggio non c'è la destra contro la sinistra, ma c'è chi difende l'Italia e chi la vuole sopprimere. Quindi accendete il cervello, accendete Radio Padania e spegnete la propaganda di sinistra. Ciao a tutti. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Polenta di rock, ogni domenica dalle ore 23 con il mic e il Pivi, solo su RPL Rock and Roll col CH. Beh, penso che non ci sia una radio per la quale determinati valori sono veramente fondamentali. I valori quelli belli come la famiglia con la F maiuscola. E allora, signori, non vogliamo certamente dire che dovete spendere soldi per la festa della mamma che arriva questo weekend. Però un omaggino, qualche cosa bisogna farlo, magari approfittando e facendolo non soltanto per la vostra mamma, ma per tutta la famiglia. Volete un'idea? Ho telefonato alla Giovanna della Mondoflex. Ciao Giovanna! Ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti. Certo, la festa della mamma ufficialmente è stata ieri, è l'8 maggio. Però poi noi la si festeggia di domenica, quindi da ieri, diciamo, fino a domenica, noi alla Mondoflex facciamo un regalo a tutte le mamme che entrano. Però logicamente, come hai detto tu, si può pensare a qualcosa per tutta la famiglia. Sì.
Sì, voglio qualche esempio che stuzzichi la fantasia dei nostri ascoltatori, perché alla Mondoflex si può fare un presentino, un regalo importante, approfittando del fatto che abbiamo in diretta ogni giovedì la Giovanna della Mondoflex e vi fanno già su prezzi scontatissimi degli ulteriori sconti se dite che avete ascoltato Radio Padania. Giovanna, facci qualche esempio, dai. Allora, innanzitutto voglio ricordarvi che sta terminando una promozione molto importante, che è quella del materasso in memory a 2 strati, quindi un materasso ergonomico e traspirante, completamente sfoderabile, tra l'altro quindi dal lato igienico è proprio il massimo che c'è. Questo materasso, che ha un prezzo di listino di 425 euro, ancora per una settimana lo proponiamo a 199 euro e questo direi che è un affare irripetibile. Poi noi vogliamo sempre proporvi delle novità. Voi sapete che la Mondoflex non è solo reti e materassi. Qui alla Mondoflex, anche perché qui abbiamo 5.000 metri di spazio, trovate veramente tutto per riposare bene. Quindi oltre a reti e materassi abbiamo anche poltrone relax, letti, divani, abbiamo anche tutto quello che serve per arredare la camera da letto, quindi lenzuola, coperte, piumini d'oca, sia estivi che invernali. Allora cosa abbiamo pensato? Perché io dico sempre cosa posso proporre a Sammy tutte le settimane? Allora, ho pensato che per questa settimana, con l'acquisto di un piumino d'oca estivo, quindi un piumino d'oca che si usa proprio da aprile a ottobre, con l'acquisto di questo piumino d'oca in regalo vi troverete un bellissimo trolley da viaggio, proprio per le vostre prossime vacanze. Wow, ragazzi! Capite o no che è il momento giusto, ragazzi? Fate un bel regalo alla vostra mamma, ma lo fate anche a tutta la famiglia. Approfittate di questa cosa, approfittate dei prezzi specialissimi della Mondoflex, approfittate di questo collegamento settimanale che vi fa uno sconto sullo sconto e addirittura un omaggione come un trolley. Giovanna, non ci resta che snocciolare dove si trovano i centri Mondoflex. Sicuramente, allora, i nostri punti vendita e sicuramente ce n'è uno vicino a casa vostra, la nostra sede qui a Treviolo, non mi stancherò mai di ripetere perché è bellissima, 5.000 metri dedicati al riposo, e poi siamo a Desenzano del Garda, a Castelmella in provincia di Brescia, siamo a Crema, a Melzo, a Monza e a Erba. Grazie Giovanna, un complimento gigantesco a tutta la Mondoflex, ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a voi, buona settimana, ciao. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Che si sta combinando a Zingonia in provincia di Bergamo? Vi ricordate quei casoni giganteschi? Erano
del grandissimo Povia che abbiamo intervistato ieri, un pezzo che non parla di politica, ma voi ci credete? Ma chi è il cameriere secondo voi? Dai che ci siete arrivati. Riapriamo le linee allo 0266203529, stiamo cercando il sindaco di Ciserano Enea Bagini per parlare di Zingonia. Zingonia è quella località in provincia di Bergamo che si divide tra vari comuni: Verdellino, Ciserano, Osio Sotto, Verdello e Boltiere. L'abitato di Zingonia è frutto di un progetto realizzato negli anni 60 per i lavoratori, un progetto importantissimo. Il problema è che negli ultimi 20 anni è diventata una porcheria quella zona. Vi leggo l'Eco di Bergamo che racconta il sopralluogo in una di queste torri gigantesche, altissime, che adesso sono destinate ad essere abbattute, anzi grazie a Matteo Salvini le stanno abbattendo proprio in queste ore. Spazzatura e immondizia accumulato ovunque, avanzi di cibo, escrementi, abiti, brande di fortuna, qualche giocattolo, segno della presenza anche di bambini piccoli, bombole con allacci di fortuna, ammassi di rifiuti di ogni genere dove fino a questa notte ancora c'era gente, porte blindate abbattute, mannaie e coltelli, cioè in queste torri c'erano odori da togliere il fiato. Siamo nella torre Anna numero 1, un buco sul soffitto dal quale si calava la droga con una carrucola. Ma ci pensate? Armi improprie, è stato trovato un paio di pantaloni cuciti in fondo con nelle gambe la droga. Nella palazzina Anna 2 le scale invece non ci sono più, ma fa lo stesso. I garage esterni fino a ieri sera erano carrozzerie abusive dove venivano smontate e rimontate macchine rubate. Tutto questo resterà un incubo, un passaggio indelebile di anni di buio, ma adesso queste palazzine, grazie a questo governo, a Matteo Salvini, è un lavoro, devo dire, fatto in comune anche con partiti distanti dalla Lega. Finalmente queste palazzine si buttano giù. Gli amici islamici che ci vivevano, mica solo islamici, ogni tanto c'era qualche italiano, ma vi parlo degli islamici, li abbiamo fatti, come si può dire, mettere d'accordo alla fine, hanno concordato, gli abbiamo spostato anche il luogo di culto, chiaramente, perché se non li sposti il luogo di culto questi non si muovono, e tutto verrà riqualificato, speriamo positivamente. Cercavamo il sindaco Enea Bagini, ma se non ci risponde sentiamo chiaramente il prossimo ospite. Lo sapete, come ogni giovedì, chi volete che sia l'ospite che chiude la trasmissione di Sammy Varin, il grandissimo Pagani, tra pochissimo in arrivo, mentre il Sammy Varin va subito sul sito di Repubblica. Lo sapete, Matteo Salvini aveva detto basta con i negozi di cannabis, basta con questa droga, tra virgolette, che viene avvicinata in tutti i modi ai nostri figli, ai nostri bambini. Bene, arriva già la notizia: 3 negozi di cannabis chiusi nelle Marche. Il Viminale dice oggi esce la direttiva per eliminarli. Su Repubblica TV Matteo Salvini dichiara: uno per uno li chiuderemo tutti. E ci dispiace chiaramente per chi ha visto del business in questi negozi che vendono cannabis che non fa male, dicono, perché la percentuale di THC è assolutamente bassissima. Certo, io a Bologna ho visto anche proprio delle fumerie dove si entra dentro a fumare, ma sai, sono quelle mode. È giusto insegnare queste cose un po' particolari ai nostri figli, perché bisogna essere diversi, tutti normalmente a fumare una sigaretta qualunque che comunque t'ammazza pure quella. No, andiamo nella fumeria o andiamo nel negozio a comprarci la cannabis. Parliamo con il grande Pagani, dai, l'abbiamo in linea, lo storico militante della Lega che irrompe in molte trasmissioni, ultimamente corteggiato anche dalla Zanzara. Enrico Pagani, ciao! Ciao Sammy, saluti a tutti gli ascoltatori. E allora?
più che corteggiato dalla zanzara, direi ammosciato dalla zanzara. T'hanno telefonato ancora l'altro giorno, insomma. Sì, mi hanno chiamato ancora e alla fine gli ho dato alcuni pareri personali su alcuni personaggi vicini a Cruciani, molto vicini a Cruciani, ma inutile che parliamo di quei signori. Tanto mi pare che loro trucchino persino le telefonate, perché ho l'impressione netta che loro ti chiamino nel pomeriggio, registrano tutto, poi lo mandano la sera dopo le 8 giù lì, perché io non ascolto nemmeno, non so a che ora esattamente venga fatta quella trasmissione, ma mi sa che poi filtrano anche le dichiarazioni che uno rilascia al telefono. Ho questa impressione, che sapete benissimo che alla zanzara, se cerchi di telefonare devi dire chi sei, che gruppo sanguigno hai, dove abiti, e tutti fanno la radiografia, mentre loro quando ti telefonano non ti dicono neanche sono Tizio, sono Caio. Perché io gli metto giù la telefonata finché non imparano l'educazione. Grandissimo. Aspetta che ti passo due chiamate allo 0266 203529, lo storico militante Enrico Pagani al telefono, ma anche storico abbonato a questa radio. Questo è uno che ogni mese attraverso il conto corrente postale 3767 1294, ripeto 3767 1294, aiuta Radio Padania. E attenzione, lo dico a te e a tutti e coloro che sono già abbonati a Radio Padania, nei prossimi mesi vi arriverà la tessera di Radio Padania, la tessera di abbonato ufficiale, quella da sventolare davanti al naso dei benpensanti targati PD o dei gnucconi targati M5S. Chiaramente tutti voi che volete approfittare del nuovo abbonamento di Radio Padania, signori, si possono spendere soltanto 8 euro ogni mese, è la cifra minima, 8 euro ogni mese, e ti abboni a Radio Padania. Non dovete far altro che venirci a trovare qui negli studi di via Bellerio 41 o andare sul sito radiopadania.org. Sentiamo i nostri due ascoltatori. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao Sammy, ciao Pagani. Ciao. Praticamente vorrei fare un elogio, oltre che a Salvini, la Lega in genere, tutto, a Sammy, eccetera, tutte le persone che tutti i giorni fanno campagna politica nei bar, nei luoghi pubblici, eccetera, mettendoci la faccia e molte volte anche rischiando magari poi che finisca ammazzate, no? Allora, diciamo che tanto di cappello tutte queste persone, compreso me, che si sbattono magari nei luoghi pubblici e cercano di risollevare questa Italia, questa nazione. Prima cosa. E seconda cosa, volevo fare complimenti a Salvini per la storia del ritiro dei negozi di marijuana, eccetera, eccetera, perché era una cosa che io avevo già pensato, che fanno finta di vendere magari quella senza allucinogeni, poi dopo sotto banco c'hanno quella allucinogena, no? E prima di tutto questo. E poi ho visto una cosa alla TG5 nell'ospedale militare di Torino. Adesso praticamente hanno detto, da quando sono arrivati qua i 5 stelle, qua i 5, quei 5 lì, praticamente hanno iniziato a somministrare la marijuana come scopo terapeutico per alleviare le sofferenze. Io militare l'ho fatto nel 90, in cucina giravano le panette da 2 etti e mezzo di hashish e di fumo e se la sciallavano tutti la stragrande coi cannoni, no? E quindi volevo dire, erano anni 90, quindi la marijuana per scopo terapeutico, tutte quelle cose. Andiamo un attimo a vedere cos'è che gira anche dentro nelle cose militari, il signore a 30 e il signor 31. Provi ad andare anche a vedere cosa succede lì dentro, che adesso sono tutti loro amici. Grazie. Grazie a te. C'è ancora una chiamata. Pronto Sammy? Là. Salve, sono Fabio da Marino. Ciao. Io sono cieco. Ciao e ti Fabio. ascolto dalla mattina alla sera. Grande onore, grazie. Ti voglio dire, D43 fatto. Questo è l'applauso del Sammy Varin. Bravo. Una cosa che prima di tutti. Poi il nostro capitano io lo chiamo Leonte, perché è mezzo leone
e mezzo bisonti attestati. Che va. Poi voglio dire che la questione dei Rom di Roma, il capofamiglia aveva messo la macchina, parcheggiata la macchina a dove si mettono gli handicappati, e gli hanno detto lui c'ha una Lancia come macchina, però la targa di un'altra macchina che è stata rottamata. Pensa a questo. Gli hanno detto, ma come mai la macchina? Questa è targa prova. Targa prova. Così va in giro con questa macchina. Se fa un incidente non paga assicurazione, non paga bollo, non paga niente. Questo è il coso di Roma. Mamma mia, grazie. E poi io voglio dire, perché c'ha 12 figli questo? Perché a Roma stanno sempre sulla metropolitana a rubare, e la donna incinta non va in galera perché le prendono e le rilasciano perché sono incinte. Ecco perché c'ha 12 figli. Grazie caro, vogliamo sperare di no, naturalmente. Certo, fa un po' pensare questa vicenda dei Rom, una famiglia con uomo e donna e 12 figli. Abbiamo il nostro Pagani, a te la parola Enrico. Ma dunque, l'amico che ha appena finito di parlare poneva l'accento sul fatto che quegli egregi signori bosniaci avevano la bellezza di 12 figli, ma quell'appartamento non penso che si sarebbe limitato a ricevere la famiglia, poi ci sarebbero stati parenti vari che sarebbero affluiti successivamente, per cui effettivamente la quantità di abitatori di quell'appartamento è ignota, e secondo me fanno benissimo gli abitanti di quella zona di Roma a reclamare, perché primo che ne dicano i signori Trinariciuti, prima gli italiani, poi se ne avanza ci sono questi, ma non prima questi e poi se ne avanza ci sono gli italiani, come invece viene fatto solitamente dalla sinistra. Ma io quello che volevo dire ai vari giornalisti sinistrati, che dovrebbero ringraziare Matteo Salvini, perché in questo periodo, se non ci fosse lui, loro non saprebbero cosa dire, perché io sto vedendo e praticamente passo da un canale all'altro perché vengo sempre colpito da nausea come li sento. Prima fra tutti la 7, che veramente è un canale indecente. Piaciuta ieri la Gruber, di la verità, eh? Io sai che non l'ho vista la Gruber, mi ero addormentato, e per cui io non ho potuto vedere Salvini, e mi spiace, ma sto aspettando che Radio Padania mi faccia il rimando in replica. Oggi pomeriggio sicuramente lo rimandiamo, perché è stato un momento che sembrava anche arrabbiarsi il nostro capitano, che non capita mai, davvero, non tanto per la Gruber quanto per quello vicino, un giornalista vicino particolarmente simpatico. Quel pelatino. Cos'hai contro i pelati tu? Niente scherzi. Niente, sono pelato anch'io, dico, ma quel pelatino, che noi siamo, perlomeno io sono vecchiotto, quello là sembrerebbe un giovane, ma di collocazione sessuale ambigua, sono fatti suoi. Mi sembra che non so su quale fronte sistemarlo, ma è una pura illazione. A parte ciò, devono ringraziare Salvini, perché gli danno possibilità di mandare avanti trasmissioni un po' stucchevoli, perché sai, parlano sempre di Salvini, e quindi uno poi dice ma cambio canale, perché sennò mi faccio il sangue marcio. Ma io volevo tornare un attimo sull'indecenza del fatto che dopo che in questi periodi qua abbiamo visto la Lucania con Pittella arrestato, l'Umbria con tutto quello che è successo, con i concorsi truccati e con il crollo della segreteria regionale, l'arresto dell'assessore alla sanità, la presidente della regione Marini che prima dalle dimissioni poi Zingaretti gliele sospende, poi abbiamo la Calabria con Oniverio, si facevano le tangenti sul metro leggero, e Adamo, vicepresidente del Consiglio regionale, che sono stati messi al gabbio. Dopotutto si parla di chi? Di Fontana. Fontana e persone al di sopra di ogni sospetto. Ha respinto offerte un po' strane che provengono dai purtroppo nostri alleati di forza L puntini puntini, dico L puntini puntini, ma legasi ladri,
e lui ha detto non ci penso nemmeno, poi ha assunto un suo socio del suo studio legale, perché quantomeno gli dà anche fiducia conoscendo la persona, e poi c'è stato comunque un concorso con 60 partecipanti e pare che questo signore abbia ottenuto il migliore risultato ed è stato assunto. No, si continua a dire indagato Fontana, gli altri arrestati eccetera eccetera, Lucania, Calabria, Umbria, con gli arresti nessuno se ne ricorda. Questi giornalisti faziosi, disonesti, che io manderei a fare altri lavori, magari a sparare l'immondizia di Roma, sarebbe il loro lavoro migliore, ne approfittano e continuano a mettere in prima pagina Fontana, perché bisogna attaccare la Lega. Mi auguro che la gente capisca come gira il mondo, e questi giornalisti devono essere mandati a casa una volta per sempre. Sammy, ci ricordiamo cosa ha fatto Renzi in televisione? Se volete ve lo ricordo, che ha fatto Piazza Pulita in Rai, su tutti i canali, su tutta la stampa, su il Corriere, ha fatto fuori il direttore di allora, ci ha messo Fontana, ha fatto fuori alla Repubblica, ci ha messo Calabresi, ci ha messo tutta la gente sua, e che ancora perdura. Noi non siamo capaci di farlo, e questa è un po' una carenza nostra. Poi quanto mi hai fatto parlare, Sammy? No, sono contento, anzi sono contenti i nostri ascoltatori. È vero, è una nostra carenza anche non aver saputo insediarci in Rai come ha saputo fare il Partito Democratico. Non siamo capaci di fare queste cose, è un po' una vergogna. Però sul fronte Rai ci sono delle buone notizie, sicuramente qualche cosa cambia in futuro, con gentilezza, con amore, con tanti bacioni. Cercheremo anche di rendere la Rai un canale informativo un po' più di qua e di là, non soltanto di là, anche un po' di qua. Pagani, non so se ci vediamo il 18, perché sarà dura, Sammy, sarà dura. Le mie gambe sono sempre in condizioni peggiori. Quindi. Ecco, io lo dico per tutti gli anziani, tra virgolette, ma anche coloro che non se la sentono, perché a volte, sai, stare in piedi per ore è un po' pesante. Ricordate che ci sarà la diretta qui su RPL sabato 18 maggio. Siamo in diretta tutto il giorno per documentare la manifestazione nazionale in Piazza Duomo a Milano. Arriverete da tutta Italia e Sammy Varin sarà in giro a fare interviste, quindi mi vedrete, mi riconoscerete dagli occhiali verdi e dalla folta capigliatura. Per il momento, grazie Enrico Pagani, alla prossima. Sammy, permettimi di aggiungere per la Rai, come diceva il grande Nino Manfredi, fusse capusse la volta buona, ok? Ciao, saluti a tutti, ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo.